E aggiungo poco a quanto ha già detto il direttore del BEN e i colleghi. Che dire, spiagge sicure va benissimo, però ho il piacere di constatare che oltre che spiagge sicure sono delle spiagge che sono inclusive. C'è una linea continua che unisce da Caorle fino al Brenta per includere nella possibilità di accedere alla spiaggia e il benessere psicofisico che l'acqua, il mare, il sole ci dà, anche le persone che sono portatori di handicap. Di grande valore poi il progetto della Regione che vuole includere in modo direi completo alcuni di questi ragazzi nel fare dei percorsi lavorativi e soggiorno lavorativi nelle nostre spiagge, e anche qua, da quanto mi avevano detto gli operatori turistici, ne avremo ospitati e faranno questo percorso. Quindi grazie della sicurezza, una sicurezza che permette a maggior ragione l'inclusione. Grazie.